il territorio in caso di piogge eccezionali. Era stato tra gli interventi decisi l'indomani delle alluvioni che hanno colpito il Veneto. Vediamo. Si apre la conduttura e arriva l'acqua nel bacino di espansione realizzato recuperando una ex cava. Siamo nella campagna vicino Riese Pio X nel Trevigiano. Un bacino di accumulo e contenimento della capacità di 500.000 metri cubi, raccoglie le acque provenienti dagli affluenti del fiume Muson. In caso di grandi piogge il bacino ridurrebbe i rischi di alluvioni nella zona di Castelfranco Veneto, ma anche nell'Alta Padovana, nei comuni di Campo San Piero e Loreggia. È uno degli interventi per la sicurezza idrogeologica del territorio veneto dopo la grande alluvione di fine 2010. E se accadesse ancora? Dipende da realtà a realtà. Saremmo presi sicuramente meglio rispetto all'anno scorso per il lavoro che è stato fatto. Dobbiamo fare ancora molto, questo è inevitabile. Oltre alle casse di espansione previste a Caldogno, Trissine e Fonte, la Regione ipotizza altri bacini recuperando ex cave. Si potrebbero raccogliere le acque anche per l'irrigazione. A Riese Pio X per l'inaugurazione presenti varie autorità, il Presidente della Regione Zaia, l'assessore Veneto Conte. Una cerimonia inserita nelle varie iniziative che si stanno tenendo in Veneto per la settimana delle bonifiche e dell'irrigazione. Vigileranno sul decoro e sul rispetto del regolamento comunale in piazza